Ciao ragazzi, sono Giuseppe Sanfilippo, il presidente dei Leoni Sicani, un'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica che nasce a Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento. Noi giochiamo un campionato di Serie A1, siamo l'unica squadra siciliana di hockey in carrozzina a svolgere un campionato di Serie A. All'interno della nostra squadra fanno parte uomini e donne di qualsiasi età con disabilità motorie. Svolgiamo attività di sensibilizzazione nelle scuole, giriamo un po' le piazze, i comuni del territorio per fare appunto sensibilizzazione non solo nei confronti dei giovani ma nei confronti di tutta la comunità, la nostra comunità, perché crediamo molto nel far crescere le nuove generazioni, un po' tutte le persone che iniziano a vedere le diverse abilità da altre prospettive, non più in senso pietistico ma come una fonte di ricchezza da cui appunto crescere e guardare le cose da punti di vista diversi. Il grande obiettivo del 2025 è quello di poter acquistare un pulmino adatto, che sia adatto alle nostre esigenze, quindi che ci aiuti ad affrontare le trasferte di campionato e che sia dotato di pedana per salire con la carrozzina e possa appunto portarci in giro per l'Italia. Abbiamo lanciato già una raccolta fondi nei mesi scorsi, chi vuole può continuare a sostenerci attraverso donazioni sul nostro conto corrente e stiamo cercando di contattare un po' quanta più gente possibile, sia a livello mediatico, insomma tutte le persone che possono aiutarci per darci una mano appunto in questa raccolta fondi. Spero di essere riuscito a farvi un quadro un po' molto sintetico di tutto quello che è il mondo dei Leoni Sicani. Potete seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, siamo un po' ovunque, sul nostro sito web leonisicani.it. Io ringrazio tutti, un ultimo appello: se volete potete sostenerci anche con il 5 per 1000 che non costa nulla, però ogni gesto attraverso la dichiarazione redditi è per noi molto importante e ci permette di portare avanti le nostre attività. Un saluto a tutti i follower di Sicilianaria e tutti quelli che ci hanno coinvolto in questa bellissima iniziativa.